Buongiorno, sono felice di essere in questo bel posto. Ho un bella gita, ringrazio l'assessore, ringrazio il dottor Cappolano e sono capatessa di tutti. Rata studenti, mi trovai davanti a un prato circondato di bei filosofie che lontano si sentivano sul profumo. Erano ancora ricchi di buccioni, ma così delicati erano i sussurri che ci volevano oggi a tagliarlo. Mi calai più cugino, ma poi aspettai ancora. Solo qualche giorno passò, di rose luci si sbucciarono davanti, per essere giusti la mattina. Grazie. Grazie. La telefonata del cielo è dedicata a mio marito. Tu, mio dolce amore mio, non hai capito il bene che ti ho voluto, non hai capito che la mia era una passione che mi distruggeva l'anima. Tu, mio cuoricino, non capivi il vuoto immenso che sentivo dentro il cuore. Io sapevo che il tempo era tiranno, presto ti portava via da me. Ho voluto vivere nel posto dove ci siamo conosciuti, in quel viale alberato, i nostri ultimi momenti insieme, per donarti l'ultimo bacio, con la gioia di guardarti negli occhi, sapendo che erano gli ultimi istanti. Sapevo che dopo mi lasciavi, il cuore pieno di lividi per la tua assenza. Perdonami, amore, se non ti ho saputo amare. Ti voglio bene il mio cuore, la potessa giusta mentire. Grazie. Grazie Giusy di essere stata qui con noi. Grazie. So che hai fatto di tutto per riuscire a venire qui a Bussomeli e te ne siamo grati. Grazie.